Allo Stadium va in scena l'anticipo del sabato pomeriggio, l'ultimo derby di stagione della Valmarecchia vede di fronte Santermete e Novafeltea. Santermete alla ricerca di punti per evitare i play-out col Misano, Novafeltea che continua a cullare il sogno play-off e vuole proteggere la terza posizione in graduatoria. Arbitra la gara Riccardo Samaritani della sezione di Ravenna, coadiuvato a Salvatore Meli della sezione di Ferrari e Salvatore Castro della sezione di Finale Emilia. La gara ospiti già pericolosi al secondo, su traversone di Ruzzi arriva all'involontaria deviazione di Zammarchi che rischia il quasi autogol. Santermete che replica con l'ex di turno Rizzo, la girata si perde al lato. Dall'angolo Bonifazzi spizzica la sfera, incredibilmente Zammarchi la toglie su una linea di porta, sembrerebbe un gol fatto, così non è. Alla mezz'ora la gara viene sospesa per alcuni minuti, Sancisi cade malamente a terra sbattendo il petto e ci vuole l'intervento dell'ambulanza. Per ulteriori accertamenti viene portato in ospedale, auguri di pronta guarigione. Dall'angolo Santermete pericoloso con questo colpo di testa di Fuchi bloccato da Gollinucci. Il capitano è ancora protagonista con una discesa che termina con un rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore. Rizzo ci prova da fuori area senza fortuna, mentre dall'angolo Severi colpisce la sfera di testa, il pallone si proietta sulla testa di Fuchi che chiama l'attenzione l'ottimo Gollinucci, ma l'azione viene interrotta per una posizione di offside proprio del capitano di casa in maglia numero 10, dunque gioco fermo. Finale di tempo con il tiro di Fuchi bloccato a terra da Gollinucci. Nella ripresa non succede nulla per il primo quarto d'ora, poi i verdi chiedono un penalty per questo contatto avvenuto in area di rigore. Samaritani lì a due passi fa segno di proseguire. Santermete continua a pressare, qui il colpo di testa di Bassoni appena entrato termina alto. Il Novafeltea torna a rendersi pericoloso con un tiro centrale di Collini bloccato da Barbanti. Torromani dalla distanza non inquadra lo specchio della porta, l'occasionissima per gli ospiti capita però al minuto 92, il colpo di testa di Vivo, altro neoentrato su cross di Baldinini, è troppo centrale per impensierire Barbanti. 0-0 i finali, Santermete continua ad essere la bestia nera del Novafeltea, mai una gioia per i gialloblu negli scontri diretti degli ultimi anni tra prima categoria e promozione. Per i verdi un punto prezioso aspettando lo scontro diretto tra Misano e Bellaria per la zona salvezza.